Presidente, ci anticipa quali saranno i luoghi FAI che saranno aperti, e quest'anno c'è una novità, considerando che ci troviamo presso una caserma dei Carabinieri. Sì, saranno 2 giorni di festa, il 5 e 6 giugno, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18, non soltanto da Agrigento ma anche a Canicattì. Infatti c'è presente il sindaco con l'ex chiesa di Santa Barbara. La novità è sicuramente l'apertura di questa splendida realtà che è la caserma Biagio Pistone, dove abbiamo fatto anche la conferenza stampa, ma saremo anche a Santo Spirito, l'officina delle tradizioni culturali qui accanto, e poi la biblioteca comunale. Sarà una festa principalmente perché avremo i giovani, gli apprendisti ciceroni che ci collaborano e che dopo un periodo di lockdown molto difficile adesso si riaprono alla città e faranno conoscere queste bellezze. Saremo anche alla Colimbetra, che è reduce da un bell'evento proprio ieri sera, quindi credo che sarà una bella festa. Vi aspettiamo 5 e 6 giugno dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18. Grazie speciale al FAI che attraverso un'azione di volontariato reale renderà fruibile questa che è la caserma Biagio Pistone, già a Palazzo Vadalà, insieme a tanti altri beni. La renderà fruibile in un momento speciale, in un momento di reale riapertura alla cittadinanza. Verrà coinvolta anche la chiesa di Santa Barbara, una chiesa più antica, la più antica di Canicattì, sconsacrata già da parecchio tempo, ma queste 2 giornate consentono a un territorio di promuoverlo, di farlo conoscere alle generazioni. È un'opportunità e per questo ringraziamo il FAI regionale, ringraziamo l'Arma dei Carabinieri per averci coinvolto in questo progetto di crescita. Anche la Colimbetra coinvolta ovviamente nelle giornate FAI del 5 e 6 giugno? Sì, anche il giardino sarà aperto al pubblico come ogni anno. Le giornate FAI di primavera al giardino saranno nelle mattinate del sabato e la domenica, l'ingresso da Porta Quinta dalle 10 alle 13. Il centro delle giornate FAI al giardino è l'iniziativa delle arnie delle api nere. Questa preziosa varietà di api che è stata reintrodotta nel nostro territorio in collaborazione con Coop Alcarub. Fa parte di un progetto ancora più ampio, che è quello denominato Diodoros del Parco della Valle dei Templi. Ci sarà la possibilità per i più piccoli di partecipare a un laboratorio didattico-ricreativo, ci saranno le visite guidate, verrà raccontata appunto questi primi 20 anni di Colimbetra, e ci sarà la possibilità di prenotare un tavolo per fare il picnic lì all'interno del giardino. La scuola partecipa fattivamente alle iniziative anche quest'anno? Sì, il 5 e il 6 giugno si terranno le giornate FAI di primavera che coinvolgeranno anche questa volta gli studenti e le scuole che partecipano della città e della provincia. Apprendisti ciceroni sono i ragazzi che avranno il compito di accogliere, di accompagnare all'interno dei siti, dei beni prescelti i visitatori. Per noi delegati del FAI le aperture del bene significano anche apertura dopo lunghi lockdown e quindi messaggi di speranza, messaggi di fiducia, messaggi proprio di un clima positivo e di rinascita. Quindi non potevamo chiaramente lasciare fuori i nostri ragazzi, i quali pur vivendo un periodo sicuramente stancante, ovvero la chiusura dell'anno scolastico, stanno mettendo veramente molto impegno, molto entusiasmo per offrire alla cittadinanza la meraviglia di questi beni. Le scuole che partecipano sono il Liceo Leonardo, il Liceo Politi, l'Istituto Niccolò Gallo e il Liceo Ugo Foscolo di Canicattì, e quindi grazie ai dirigenti scolastici, grazie ai docenti che oggi sono qui perché accompagneranno tutto questo percorso, e grazie in particolar modo ai ragazzi, i veri protagonisti di questa esperienza.